Giro di boa, ultima del girone di andata, stanno facendo il loro ingresso in campo per 3 punti pesanti al Pala del Mauro di Avellino, Sandro Abate e Roma, 15° turno di Serie A quinto, benvenuti. La stretta di mano fra Capitan Abate per la Sandro Abate e Fortino per la Roma. Sandro Abate decima in classifica con solo 14 punti, che ha iniziato bene il suo 2026, 8-2 in casa della CDM. Una grande prova per Lolo Suazo, tripletta personale per lui. In gol anche Alex, Dimas, Everton e Galletto 2 volte. Prima ancora era arrivata la sconfitta interna contro le Cositi. Sandro Abate, che tra l'altro può ancora rientrare nelle prime 8 per iscriversi alle Final 8 di Coppa Italia. Una lotta a 4 da quelle parti con Active Network e Global Work avanti e Fortitudo che insegue. Campani che devono vincere oggi, lanciando anche un occhio agli altri campi. Lo faremo nell'eventualità dell'arrivo a pari punti con i viterbesi. La Sandro Abate avrebbe dalla sua lo scontro diretto. Finì infatti 3-2 per la formazione di mister Basile sul parquet del palazzetto Guazzaroni. Anche con il Pomezia, in caso di parità, gli scontri diretti avvantaggerebbero la Sandro Abate. Dall'altra parte invece c'è la Roma quinta in classifica a 25 punti, a meno 1 da Feldi e Sala Consilina, entrambe impegnate in partite toste rispettivamente contro le Cositi e la Meta Catania. Roma matematicamente già qualificata alle Final 8, che solo qualche giorno fa ha conquistato tra l'altro per la seconda volta consecutiva la Supercoppa Under 19. Dobbiamo fare una grande gara, ha detto mister Leali, a caccia del 6° risultato utile consecutivo dopo il turno di riposo e la buona prova di fine 2025 fra le mura amiche contro la CDM. La foto di rito per i ragazzi della Sandro Abate con la CDM. Comunque finì 5-3 per la Roma. In gol Michel, Biscossi, Fortino, Avellino e Sarmiento. E dunque quasi tutto pronto. Arriva la foto di rito anche per la Roma. Precedenti che parlano abbastanza chiaro, il bilancio è nettamente a favore della Roma. 7 vittorie negli ultimi 8 incontri dal 2021 ad oggi. Arbitrano la gara il signor Nicola Maria Manzione di Salerno, Francesco Sgueglia di Finale Emilia. Al crono invece c'è Tommaso Vallecaro, sempre di Salerno, ex della gara Ducci, nuovo innesto di quest'anno per il club irpino, il brasiliano Dimas, che ha giocato a Roma in A2 dal 2019 al 2021, e Luciano Andres Avellino con la Sandro Abate dal 2021 fino all'anno scorso. È quasi tutto pronto per cominciare, si attende soltanto il fischio del direttore di gara, il signor Manzione, che ha già il fischietto in bocca. La prima battuta aspetterà la Roma. Fortino sul punto di battuta, è iniziata. Sandro Abate Roma. Primo possesso per la formazione ospite, che ci prova con Sarmiento. La palla che cambia fronte ma trova nessuno dei compagni. L'estremo difensore Nicolas Sarmiento, classe 92. Sandro Abate che deve uscire da una situazione complicata in questo momento. La palla finisce in out e la rimessa laterale in favore della Roma, che si presenta da quelle parti con Avellino, uno degli ex della gara, lo dicevamo nel quadro iniziale del match. Si fa vedere a rimorchio Biscossi, c'è anche Fortino da quelle parti, in mezzo anche Ricardinho. Fortino si coordina con il sinistro, esterno della rete, soltanto illusione del gol. La prima occasione targata a Roma qui al Pala del Mauro di Avellino. La rimette subito in gioco la Sandro Abate, che adesso prova a uscire dal pressing asfissiante della Roma, altissimo in questo caso. Si libera del pallone e lo rilancia più lontano che può il 77 Dimas. Fortino riceve, lo scarico all'indietro, lo scambio duplice con Avellino, prova ad approfittare di una situazione potenzialmente vantaggiosa Victor Mello. La palla finisce in out e dunque sarà ancora rimessa laterale in favore della formazione ospite. Sarmiento prova la verticalizzazione, brava la Sandro Abate in questa occasione a ottenere il pallone, ma solo per un attimo, perché c'è ancora un capovolgimento di fronte. Avellino la mette in out. La ripartenza immediata della Roma, dopo che solo per un attimo aveva riconquistato il pallone la Sandro Abate. È stato bravo in quel caso Galletto, che tra l'altro segna oramai da 4 partite consecutive, a caccia quindi di un altro gol che lo porterebbe ad agganciare Lolo Suazo nella classifica marcatori del roster
avellinese. Nel frattempo ci prova proprio Avellino per la Roma. Ancora appoggio con Fortino, Biscossi, Fortino lo lascia lì con la suola, prova ad arrivare sul pallone Riccardinho senza riuscire nell'intento. Proprio sotto gli occhi del secondo arbitro Francesco Sgueglia, Galletto si incarica della rimessa laterale già battuta. Palla che giunge a Dimas, che prova a coordinarsi per il controllo a seguire, difficile. Sarmiento la rimette in gioco, palla lunga a cercare Fortino che non arriva sul pallone. Dimas e quindi Sandro Abate che può ricostruire con velocità, con rapidità la Sandro Abate. Ceccarelli, pardon, Victor Mello che adesso arriva sul pallone, un po' di confusione in questo caso. La palla che finisce in out, sventato il pericolo. Si ripartirà dal fallo laterale in favore della Roma. Avellino sul punto di battuta. L'appoggio per Biscossi che si coordina e trova Galletto sulla traiettoria. Palla per Fortino che non arriva a destinazione. Dimas per ripartire. La collaborazione di Di Luccio, altro tocco per Dimas che praticamente se la trascina in out. Occasione Sandro Abate. Sarmiento, il tocco di Riccardinho che è fuori misura, l'aggancio mancato del numero 14 e quindi altra touche concessa alla formazione padrona di casa. Victor Mello con la collaborazione di Dimas che si è abbassato, si propone da questa parte Di Luccio che riceve adesso, palla per Dimas, nel frattempo il blocco su Di Luccio. Dimas scarica verso Galletto che la tiene in campo, si propone da questa parte Di Luccio, Sarmiento esce spaccata e può ripartire la Roma, quindi capovolgimento di fronte. Fortino, Avellino con l'occasione, Riccardinho servito sinistro, tagliente ma che finisce in out dopo la deviazione. Almeno questa era stata l'impressione della nostra postazione. Non c'è stato evidentemente il tocco della Sandro Abate e quindi si ripartirà dalla rimessa in gioco ad opera di Daniele Ducci, portiere classe 98 che rientra nel quadro degli ex della gara. La rimette in gioco la Sandro Abate. Dimas cambia fronte, si fa vedere Victor Mello, palla per Di Luccio in avanti, esce bene Sarmiento che riparte per la Roma. Avellino, Fortino, altro appoggio all'indietro, concede il calcio d'angolo alla Sandro Abate. Sul punto di battuta c'è Galletto, si fanno vedere in mezzo Dimas, Di Luccio e Victor Mello, tutti ad aspettare il pallone. Palla che arriva scavata verso Dimas che non arriva sul pallone, quindi altra occasione stavolta per la Roma. La spinta regolare di Avellino, si può giocare, la verticalizzazione a cercare Cutruneo appena entrato insieme a Isgro per la Roma. Subito i primi cambi per la formazione di mister Fabrizio Reali. Pallone che finisce in out, si riparte dunque dalla rimessa in gioco dall'out di sinistra sulla tre quarti offensiva. Se ne incarica proprio Cutruneo, palla al centro, uno schema, commette fallo però la Sandro Abate e può ripartire immediatamente, pardon, commette fallo la Roma, ecco, e può ripartire immediatamente la Sandro Abate. Verticalizzazione che non va a buon fine e dunque si riparte ancora dal possesso per i padroni di casa, messi in difficoltà in questo caso dal pressing asfissiante della Roma. Galletto prova a verticalizzare, non arriva sul pallone Di Luccio che si era proposto, laterale classe 91. Sempre più punto fermo di questa squadra. Cutruneo, lo scarico per Isgro, si fa vedere alle sue spalle Cutrupi, palla che viene proposta sul destro, poi Sandro Abate che si riappropria della sfera, prova a ripartire con il gol di Dimas, il più classico dei gol dell'ex, ha segnato la Sandro Abate, è 1-0. Il gol di Dimas ad aprire le danze
qui al Pala del Mauro di Avellino. La ripartenza letale della Sandro Abate che si spegne con il gol di Dimas. Ha fatto tutto da solo, lo rivediamo, se la mette sul destro, poi si coordina, il collo pieno a insaccare alle spalle di Sarmiento. È 1-0 e Roma che adesso deve ricominciare dalla situazione di svantaggio quando sono passati i primi 4 minuti effettivi di questo primo tempo. Nel frattempo rimane a terra Cutruneo, che se la prende con qualcuno dei suoi e adesso esce. È arrivato uno scontro piuttosto veemente, ma pur sempre nei parametri della regolarità secondo l'equipe arbitrale, con Massimo Abate appena entrato anche lui. Ricardinho sul punto di battuta del fallo laterale da cui ripartirà la Roma dopo aver usato il gol del vantaggio della Sandro Abate con l'azione in solitaria di Dimas. Sarmiento scava, era uno schema ma è riuscito però. Si ripartirà dunque dal possesso Sandro Abate con Ducci che la rimetterà in gioco. Si è abbassato proprio Abate a ricevere. Si propone però da questa parte Everton che riceve adesso, si coordina col sinistro. Everton ancora la palla sul suo sinistro, se la porta in out, finisce il campo per il numero 22, quindi può ripartire la Roma con Cutrupi. Perde palla la Roma ma poi la riconquista e adesso prova a pulire per conquistare qualche secondo. Ricardinho riceve sulla destra, punta l'uomo, lo salta, anzi no, è arrivato il tocco di Alex, anche lui appena entrato per la Sandro Abate, che adesso deve difendersi da questa potenziale occasione per la Roma, che prova a impostare. Il tocco di Cutrupi, alle sue spalle c'è Cutruneo, appena rientrato anche lui. Riceve invece Isgro che punta l'uomo, poi se la mette sul destro. Isgro verso la porta, il palo pieno, occasionissima Roma e Sandro Abate che prova a uscire pulita da questa situazione potenzialmente svantaggiosa. Riparte Everton, se la trascina in out. Occasione Roma con il palo pieno, la rivediamo, di Isgro che ancora una volta vuole fare tutto da solo. Il collo pieno che si stampa sul palo. Torniamo in diretta. Commesso fallo Alex ai danni di Isgro proprio qualche istante fa. Secondo fallo cumulativo per primo fallo cumulativo per la Sandro Abate. Parità da questo punto di vista. Cutruneo se la mette sul mancino, esplode il tiro verso la porta, deviato, che deve solo ammortizzare Ducci. La rimette immediatamente in gioco il portiere ex Roma. Everton, la verticale di Abate che non trova un compagno e quindi Cutruneo. Isgro se la mette sul mancino, c'è il fallo nel frattempo, segnalato un fallo ai danni di Gabriel Darici. Ha commesso fallo Alessio Di Eugenio, centrale classe 98, appena entrato anche lui per la Roma. Alex va a saltare l'uomo all'indietro, Cutruneo la tocca per ultimo. Sarà fallo laterale in favore della Sandro Abate. Everton riceve, prova lo scarico in verticale, Isgro è più bravo, Cutruneo verso la porta, nulla da fare, sarà solo calcio d'angolo. Ci ha provato qui Cutruneo dopo che la Roma era riuscita a riconquistare in fretta il pallone. Bravo Abate a mettersi sulla traiettoria di tiro. Adesso lo schema per la Roma che non va a buon fine. Ultimo tocco è di Everton, si riparte da un altro giro da calcio d'angolo. Ancora Avellino sul punto di battuta, palla ancora proposta al centro, stavolta Avellino però raccoglie il tocco della Sandro Abate. Ancora Roma che ci prova con Isgro da fuori, si coordina il numero 7, ecco lo scarico per Cutruneo che pensa prima ancora di eseguire e perde pallone. Sarà fallo laterale in favore della Sandro Abate già battuto. Ducci prova ad approfittare dell'uscita dai pali veramente di qualche metro di Sarmiento. La palla finisce in out, fuori misura il tiro del portiere della Sandro Abate.
che la rimette in gioco. Sarmiento, Ricardinho non si intende solo per un attimo però con il compagno, adesso lo serve di ritorno, palla che arriva adesso a Biscossi che fa sportellate con Everton, che alla fine vince il contrasto. Darici, Everton si libera della marcatura, poi serve Abate ancora tra le retrovie, prova a sgasare in avanti sull'auto di sinistra il numero 10, lo ferma Ricardinho. Sarmiento col possesso del pallone, l'aggancio difficile di Biscossi, cosa? Ha preso Ducci, aveva fatto tutto bene il 24 della Roma, lo rivediamo, rientra poi, si coordina con il destro, Ducci pronto a dire di no. E dunque occasione per la Roma che non va a buon fine, calcio d'angolo, Avellino, Fortino si coordina, la palla in out e non impensierisce Ducci in questo caso, palla fuori di qualche centimetro al di là del palo, alla sinistra di Ducci che adesso la rimette in gioco, vuole andare lungo, alla fine si appoggia corto da Victor Meglio che scava, erano venuti però entrambi incontro Alex e Abate, voleva invece una palla in profondità Victor Meglio. Sarmiento, porta palla, Fortino, sponda al centro che però non trova un compagno, si ripartirà dalla rimessa in gioco di Daniele Ducci. (12:31 effettivi al termine di questo primo tempo tra Sandro Abate e Roma, con i padroni di casa che in questo momento conducono il match con il risultato di 1-0. E 1-1 invece per ora fra Meta Catania e Sporting Sala Consilina. Vince 1-0 l'Ecocity Genzano invece sulla Feldi Eboli. Per il resto si resta sullo 0-0 in praticamente ogni campo tranne quello di Mantova e Capurso. 1-0 per i padroni di casa del Mantova. Nel frattempo Ducci prova addirittura la conclusione verso la porta che per poco non inganna Sarmiento. La rimette in gioco l'estremo difensore della Roma, Avellino, Fortino, lo scambio a 2. Prova a emergere Avellino a centrocampo, in realtà è bravo Alex, più bravo di Avellino a portargli via il pallone, l'ultimo tocco è il suo. Sarà semplice rimessa laterale per la Roma dalla propria tre quarti. Avellino, palla a cercare Fortino, aveva fatto tutto bene in questo caso la Roma, occasionissima per Fortino che gira di testa ma non trova la porta. Galletto, Dimas, entrambi rientrati, provano il gioco a 2, Fortino ha capito tutto. Adesso Biscossi prova a fare tutto da solo, Biscossi si appoggia al centro, palla che non arriva a Fortino, sulla linea di passaggio c'era Alex a dire di no e quindi Victor Mello, occasione Sandro Abate che però si spegne subito, Fortino, e quindi ripartenza Roma. Biscossi la perde, ancora Victor Meglio su Fortino, alla fine l'ultimo tocco è del numero 20 giallorosso, sarà rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Il battibecco fra Biscossi e Galletto si è dato prontamente dal signor Manzione alla direzione arbitrale di questa gara. Nel frattempo il confronto fra la panchina di mister Fabrizio Reali e il signor Francesco Sgueglia di Finale Emilia, che si spiega circa il fallo laterale di qualche istante fa che sta battendo in questo momento Victor Mello. Ricardinho interrompe la trama offensiva della Sandro Abate. Fuori Biscossi, dentro Isgro per la Roma. In campo ci sono anche Fortino, Avellino e Ricardinho. Palla scavata a cercare Victor Mello che si coordina ma non trova la porta. Ricardinho fa sportellate con Galletto, alla fine l'ultimo tocco è del numero 2 della Sandro Abate. Si ripartirà dunque dal calcio d'angolo in favore della Roma. Ancora Avellino sul punto di battuta, ancora la palla al centro a cercare stavolta Isgro.
palla che attraversa tutto il fronte offensivo ma torna poi a disposizione della Sandro Abate, che riparte. Galletto sul sinistro, alla fine si ferma, interrompe definitivamente la trama offensiva della Sandro Abate. Sarmiento che esce bene pulito. Fallo laterale, ancora Galletto sul punto di battuta. A rimorchio ci sono Dimas, Victor Mello e dall'altra parte Di Luccio, servito il numero 8. Victor Mello col sinistro, tagliente, che però Sarmiento tiene. Nel frattempo arriva anche il fischio dell'arbitro e sarà calcio di punizione ancora in favore della formazione ospite. Anzi no, si ripartirà dal semplice fallo laterale. Ambizioso il pallone di Galletto a cercare Di Luccio, che però non arriva sul pallone. Fa buona guardia qui Avellino. Può ripartire la Sandro Abate. Victor Mello che scava, cerca ma non trova Dimas. Palla ancora a disposizione della formazione ospite, anzi di casa. Poi Victor Mello con la testa a indirizzare verso la porta senza trovare lo specchio. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo in favore della Roma. Ancora una buona trama della Sandro Abate. Cutruneo la rimette in gioco, Isgro riceve. Altro appoggio, ancora Cutruneo, lo scarico per Avellino. Trama fitta di passaggi per la Roma. Isgro ancora dal 18. Avellino l'appoggia all'indietro. Sarmiento scava, Fortino con la testa ad appoggiare verso il centro dell'area. Non arriva nessuno sul pallone. Ducci anzi arriva prima di tutti. Avellino, altra occasione per la Roma. Isgro prova la coordinazione. L'ultimo tocco è stato di Victor Mello, quindi sarà rimessa laterale per la Roma. Avellino sul punto di battuta. Sporting Sala Consilina che improvvisamente sgasa. 3-1 sulla meta Catania fin qui. Cambiato anche il risultato tra Mantova e Capurso. La rimessa sul livello del mare la formazione ospite. 1-1 il risultato in quel di Mantova. Ci resta invece ancora sullo 0-0 tra Fortitudo Pomezia e dell'84, così come tra Napoli Futsal ed Active Network. Nel frattempo la Sandro Abate si riappropria della sfera. Alla fine però viene fischiato il fallo dal signor Sgueglia. Sarà calcio di punizione in favore della Roma. 3 falli cumulativi per parte in questo primo tempo, con Isgro che prova a rendersi pericoloso. Avellino, palla per Cutruneo, esce Victor Mello, la palla però è ancora a disposizione della Roma. Isgro davanti a Ducci, cosa? Ha preso Daniele Ducci. Un altro intervento miracoloso del 98 della Sandro Abate. Aveva fatto tutto bene la Roma, costruzione attraverso una rete fitta di passaggi, di un'azione praticamente perfetta. Ducci ancora una volta a dire di no a Isgro. Avellino dentro, ancora Ducci, altro giro, calcio d'angolo. Stavolta la palla è alta, Fortino si coordina, la palla è in out. Ancora Fortino, dalla fase offensiva a quella difensiva. Isgro prova a saltarne 2, alla fine subisce fallo. Anzi no, non è questa l'opinione del direttore di gara. Si ripartirà dalla rimessa laterale per trascinata fuori il numero 7 della Roma. Riparte la Sandro Abate, Everton. Darici prova a riproporre per il 22, non si intendono però Everton e Darici. Avellino, Isgro, Cutrupi all'indietro, ancora da Isgro. Cutruneo, Avellino prova a scavare, la verticalizzazione immediata che non va a buon fine. Colpisce la struttura del pala del Mauro. Può ricominciare la Sandro Abate, Galletto.
Everton all'indietro, da Ricci, appoggio per Galletto, prova a uscire da una situazione potenzialmente pericolosa la Sandro Abate. Alla fine Galletto costretto a trascinarsi la palla in out. Si ripartirà dalla rimessa laterale. Avellino, lui il calcettista designato alla battuta della rimessa in gioco. Isgro prova il tiro verso la porta senza inquadrare lo specchio, però ricomincia la Sandro Abate. Ducci, Sarmiento da portiere a portiere, la rimette immediatamente in gioco però il classe 92 della Roma. Cutrupi, lo scarico, Isgro esce con un tackle pulito. Everton rimanda la Roma in fallo laterale. A colloquio Isgro e Avellino, probabilmente il 18 gli sta consigliando di non puntare sempre l'uomo, di cercare anche un appoggio magari all'interno dell'area. Nel frattempo ancora la buona idea del 18, palla che transita per praticamente tutta l'area di rigore, poi il tocco della Sandro Abate, palla in out. Sarà dunque ancora calcio d'angolo, 8 minuti e 30 secondi effettivi al termine del primo tempo. Avellino in dentro, la proposizione per Cutruneo che ha preso anche un colpo. Sarà ancora calcio d'angolo. Ancora Avellino, ancora la palla al centro, esce bene però Alex, si riappropria della sfera la Roma. Cutrupi, Avellino, l'appoggio le vie centrali. Cutruneo, Isgro, tessera tira la Roma con un altro scarico. Cutruneo perde il pallone regolarmente secondo il direttore di gara, quindi si può giocare. Alex cambia fronte per Everton, ha capito tutto Avellino e si è messo sulla linea di passaggio. Riparte Avellino, Avellino, Ducci, ancora Ducci, un fattore per la Sandro Abate in questa partita. Come sta giocando il 98, si è fatto trovare pronto in più di un'occasione. Nel frattempo ancora la Roma che ci prova con la puntazza che non va a buon fine, sempre perché c'è Ducci a dire di no. Ha colpito Ceccarelli da fuori area, ha trovato però ancora un attentissimo Ducci. La rimette in gioco la Roma, palla che ancora una volta attraversa tutto il fronte offensivo e torna a disposizione della Roma, che adesso insiste. Ancora Ceccarelli, l'appoggia all'indietro, litiga un po' col pallone Sarmiento, si lamenta di un potenziale fallo Alex, ma è tutto regolare secondo la equipe arbitrale. Può ripartire la Sandro Abate. Everton, un tocco di troppo e perde palla. Isgro si ferma anche lui, palla che torna a disposizione della Sandro Abate. Ancora Everton, Everton con la punta, poi sulla ribattuta segna il gol del 2-0 il 22. Everton raddoppia la Sandro Abate, una fase un po' confusa che poi alla fine mette a tacere il 22 della Sandro Abate. Everton è 2-0. L'azione in solitaria, la punta, poi il tocco di Sarmiento, quello del palo sulla ribattuta. Ancora attento Everton a ribadire a rete, raddoppio Sandro Abate che può diventare un fattore anche in ottica Coppa Italia, lo ricordiamo, al termine di questa giornata, di questo turno di campionato, per l'appunto l'ultimo del girone d'andata, il giro di boa come dicevamo in avvio. Tutte le formazioni che rientreranno nelle prime 8 posizioni della classifica cederanno di diritto alle Final 8 di Coppa Italia. Roma già matematicamente qualificata alla quinta posizione in classifica, che cerca dei punti per arrivare fra le prime 4 e dunque avere il vantaggio del fattore casa durante i quarti di finale. Sandro Abate invece appena fuori, che deve sia vincere questa gara sia sperare in una sconfitta dell'Active Network, ferma a 17 punti, e in una non vittoria quantomeno della Global Work e della Fortitudo. Nel frattempo la Roma che si propone con Cutrupi, che manca ancora una volta lo specchio della porta. Si riparte dal possesso Sandro Abate, palla in avanti a cercare Alex, che però non arriva sul pallone. Troppo lungo il tentativo di assist di Ducci. E può ripartire la Roma con Isgro, lo ferma regolarmente con una gran giocata
Dimas, alla fine poi esplode il tiro verso la porta, non inganna Sarmiento. La rimette subito in gioco l'estremo difensore della Roma. Nel frattempo altri cambi in casa Sandro Abate, era entrato solo per qualche istante Botta, che adesso rilascia il posto a Victor Mello. La decisione di mister Piero Basile, ormai al quarto anno consecutivo alla guida dei suoi in casa Sandro Abate. Ducci, la verticalizzazione stavolta raso terra a cercare Dimas, si era aperto uno spazio, non arriva sul pallone il 77, quindi può ripartire la Roma. Kutrupi tiene il pallone attaccato al piede, poi col sinistro lo scarica. Ceccarelli, Fortino, ancora Ceccarelli, Di Eugenio si fa vedere, anche lui è appena entrato. La proposta che però Alex capisce prima di tutti, e quindi può ripartire la Sandro Abate con Victor Mello. Occasione, esce fuori dai pali Sarmiento, la palla è ancora in gioco e adesso finisce in out. Victor Mello sul punto di battuta, in appoggio c'è Abate che si coordina, poi scarica. Alex rientra in campo, Alex, il tocco di Sarmiento a dire di no. Si ripartirà dal calcio d'angolo in favore della Sandro Abate. Altra occasione per i padroni di casa, la rivediamo. Il tiro verso la porta di Alex e Sarmiento che la alza quel tanto che basta per togliere dallo specchio. Nel frattempo Victor Mello si fa vedere al centro. Altra occasione Sandro Abate, stavolta con l'assist direttamente da calcio d'angolo proprio di Massimo Abate. Al centro dell'area Victor Mello, manca l'appuntamento felice col pallone. Arriva il primo time out, qualche secondo per prendere fiato da entrambe le parti. Nel frattempo la meta Catania ha accorciato sullo Sporting Sala Consilina, 2-3 il risultato in quel di Catania, e ancora 0-0 invece tra Cosenza e Genova. Sugli altri campi la Feldi perde 2-0 contro l'Ecocity e la Fortitudo passa in svantaggio contro la L84. Una buona notizia per i ragazzi di mister Basile della Sandro Abate. Tra Mantova e Capurso invece 2-2, ancora 1-0 infine tra Napoli Futsal ed Active Network. Questi dunque i risultati sugli altri campi per questo 15° turno di Serie A quinto che si gioca tutto in contemporanea. Fine time out, dunque si torna a giocare con il possesso Roma. Kutrupi, Sarmiento ci prende un rischio importante, poi prova a scavare Alex! Ma cosa ha combinato il numero 11? Un gol fantasmagorico di Alex, approfitta della situazione di rischio che si era creato Sarmiento e scava con un gol impensabile Alex, e 3-0 Sandro Abate. La rivediamo, lo scavino con il contagocce di Alex che inganna sia Sarmiento che Fortino che stava rientrando in porta. Spettacolare il gol del numero 11. Victor Mello, altra dormita difensiva della Roma. Alex! Sarmiento a dire di no stavolta. Può ripartire la Roma, Fortino. L'appoggio, poi palla verso Kutrupi. Ceccarelli prova a tessere una trama di passaggi da Roma per rendersi pericolosa stabilmente nella tre quarti offensiva. Fortino la lascia lì, Ceccarelli aveva fatto tutto bene anche stavolta la Roma. Victor Mello bravo a mettersi sulla linea di tiro. Si ripartirà dal fallo laterale di cui si incarica Di Eugenio. Palla proposta al centro, il tocco di Abate e la palla in out. Calcio d'angolo ancora una volta per la Roma. Da Ricci, palla per Kutrupi, Ducci la mette giù, propone per Dimas, palla in verticale, un'altra invenzione per Alex che però manca l'aggancio a seguire con anche un pizzico di sfortuna in questa occasione. Kutrupi può ripartire, la lascia lì per Ceccarelli, Ceccarelli, Ducci esce bene, l'ultimo tocco di chi è del numero 8 della Roma. Si ripartirà dunque dalla rimessa laterale. È venuto tutto sotto gli occhi del signor Sgueglia. Altro time out.
sarà certamente contento dei suoi mister Basile, meno mister Reali in casa Roma. Vediamo con Fortino che fa vedere la sua esperienza. Rivediamo intanto il golasso di Alex. Mamma mia, mamma mia, fantasmagorico da PlayStation il gol di Alex Alejandro Yepes Balsalobre, laterale classe 89. Il fischio dell'arbitro e quindi si ritorna in campo, si ripartirà dalla rimessa in gioco, dall'out di sinistra per la Sandro Abate, da posizione molto arretrata. Galletto sul punto di battuta, prova a verticalizzare per Darici che fa sportellate, poi alla fine perde la sfera. Fortino, Biscossi prova a costruire qualcosa da Roma, ancora l'appoggio verso Fortino. Everton più veloce di tutti, Everton si coordina, Everton, la conclusione alta, tagliente, che non trova lo specchio. Riccardinho, Fortino, altro appoggio, Biscossi, si coordina Biscossi e non trova la porta, una velocità asfissiante nei passaggi della Roma. Palla che finisce alle spalle di Ducci ma lontana dai pali che protegge il numero 98. Ci ha provato qui ad accendersi Biscossi. Victor Mello, Everton, Darici, altro appoggio. Ha capito tutto per l'anticipo Biscossi, è uscito bene Ducci che fa vedere la sua esperienza. Serve Galletto di prima intenzione, il tiro verso la porta, esterno della rete per Galletto, che era stato bravo a non trascinarsi fuori la palla. Nel frattempo Biscossi dall'altra parte, Biscossi si accende anche stavolta e trova solo l'esterno della rete anche lui. In questo caso non c'è stata deviazione, si ripartirà infatti dalla rimessa dal fondo, di cui si incarica ovviamente Ducci. Darici, Victor Mello propone, Galletto raccoglie, tiene lontano Fortino per quel che può, poi si riappoggia Victor Mello, tutto sotto gli occhi del signor Sgueglia. Palla in avanti a cercare Darici, Everton assatanato sul pallone, arriva prima di lui Biscossi, poi Di Eugenio controlla che la palla finisca in out, perché l'ultimo tocco è stato del 22 della Sandro Abate. Riparte la Roma che adesso deve decisamente rimboccarsi le maniche per provare a rimontare lo svantaggio. 3-0 Sandro Abate il risultato. Nel frattempo occasione per Galletto che si coordina ma non trova la porta. Prova ancora a scavare Avellino senza però trovare un eventuale destinatario al suo passaggio. Victor Mello, Di Luccio, Ducci vuole qualcuno che si proponga in verticale, non lo trova, riconsegna praticamente il pallone alla Roma. Fallo laterale, Avellino, si rivede in campo anche Riccardinho. Biscossi, eccolo il 14, Riccardinho rientra sul sinistro, altro scarico all'indietro, Fortino, la finta di corpo, poi l'appoggio vero per Avellino. Prova a scavare Sarmiento, traiettoria pericolosa che inganna Ducci. Calcio d'angolo in favore della Roma quando mancano 2 minuti e 40 effettivi al termine di questo primo tempo. 3-0 il risultato fra Sandro Abate e Roma in favore dei padroni di casa. Nel frattempo lo mette sul livello del mare la Fortitudo Pomezia che pareggia 1-1 in questo momento contro l'L84. 2-2 invece fra Feldi Eboli e Genzano. Nel frattempo un flipper che stava per favorire la Sandro Abate con
Di Luccio che alla fine la tocca per ultimo e quindi concede la rimessa dal fondo a Sarmiento, che la rimette in gioco in questo momento. Ricardinho, l'appoggio, Avellino, per poco non si trascina in out il pallone, poi ecco lo scarico per Ricardinho. Fortino, si cambia ancora fronte, Biscossi, tiene lontano Galletto. Avellino con il tentativo di tunnel ai danni di Luccio, che però sporca il pallone quel tanto che basta per mandarlo in out. Victor Mello, Di Luccio con la testa, si appoggia, Ducci la tiene in campo con un'operazione anche acrobatica. Galletto mette giù il pallone, si appoggia all'indietro, non arrivano né Victor Mello né Di Luccio sul pallone e quindi viene riconsegnata un'altra possibilità di possesso alla Roma, che se ne appropria. Ricardinho, Fortino la lascia lì, Ricardinho prova a sgasare, lo ferma Galletto con il fallo e dunque il calcio di punizione. Arriva anche il primo cartellino giallo della gara ai danni di Gennaro Galletto, laterale classe 93 della Sandro Abate. Ha commesso fallo. Che ha interrotto evidentemente una potenziale occasione per la Roma. Si è beccato dunque il cartellino giallo. Calcio di punizione, sulla mattonella ci sono Fortino e Avellino per la Roma, entrambi con il destro eventualmente. Si allontana Fortino, la battuta viene lasciata al 18 della Roma. Di Avellino, c'entra in pieno Di Luccio in barriera. Si è preso la responsabilità di provare ad andare dritto in porta. Ancora Di Luccio a dire di no. Avellino stavolta scava per cercare Ricardinho, trova però da quella parte un attento Alex. Galletto servito in verticale immediatamente, Isgro prova a vincere il contrasto, si trascina via il pallone in out, sarà quindi fallo laterale. Un gran lavoro di Galletto in questo caso, che ha tenuto testa a Isgro. Alex ancora da fuori, stavolta non trova la porta il numero 11, quindi riconsegna un nuovo possesso nelle mani della Roma. Ricardinho la mette giù col petto, poi perde il pallone perché c'è Alex in questo frangente, è più bravo di lui. Avellino, Ricardinho ancora, conduzione del pallone, poi lo scarico, prova l'1-2 con Fortino, alla fine esce bene Victor Mello da questa situazione potenzialmente pericolosa per la Sandro Abate, che poi spazza via e concede una nuova touche. Isgro, Ricardinho prova a sgasare, ci riesce solo per un attimo però, perché c'è Ducci sulla traiettoria che rimette subito in gioco la Sandro Abate. Alex rientra sul destro, poi lo scarico di Luccio, ancora all'indietro Victor Mello, nuovamente Alex. La ruleta in due tempi, poi se la prende con Victor Mello che l'ha ostacolato involontariamente. Ancora Sandro Abate, Galletto, Ducci, ancora una volta in verticale, stavolta il tentativo è vano. Avellino, Isgro, punta Galletto, poi si ferma, ancora in conduzione del pallone. Eccolo lo scarico per Avellino che prova a chiudere il triangolo, bravo Galletto a dire di no al numero 7 della Roma, il giovane Antonino Isgro, classe 2002. Avellino scava, trova Fortino che appoggia dove c'è Isgro, arriva il gong, il suono della sirena e dunque finisce il primo tempo fra Sandro Abate e Roma, risultato che dice 3-0 in favore dei padroni di casa. Tra poco.
arriva il gong, il suono della sirena e dunque finisce.
Victor Mello. Prova a collaborare con Di Luccio, alla fine si liberano del pallone in una maniera tale da regalare la rimessa laterale alla Roma, che prova a rendersi pericolosa con Fortino. Gli porta via il pallone solo per un attimo da Ricci. Ancora Roma, prova con Cutruneo. Ducci bravo a uscire tempestivamente e a spedire più lontano che può. Si ripartirà dalla rimessa laterale in favore della formazione ospite, già pronto sul punto di battuta Avellino. La lascia lì per Isgro. Ducci ancora una volta a dire di no, impegnato, si sporca le mani il 98, uno degli ex della gara. Nuovo innesto di quest'anno per la Sandro Abate. Isgro prova a tirare verso la porta, per una questione di centimetri non inquadra lo specchio. Non impensierisce Ducci in questo caso. Palla per Galletto, che fa sportellate con Avellino e poi non inquadra la porta. Occasione direttamente creata da Ducci. Prova a fare praticamente la stessa cosa Sarmiento, che però non trova Fortino, che si era proposto in avanti. Ancora Roma, Avellino, Isgro, Fortino. In avanti per Cutruneo, che non arriva sul pallone. Ancora Sarmiento, prova a scavare ancora, finisce giù Victor Mello, riparte la Sandro Abate. Da Ricci, lo scarico, Galletto, un po' di spazio per la Sandro Abate. Di Luccio la lascia lì per Galletto, che alla fine calcia verso la porta, e poi Di Luccio fallosamente ferma Isgro e si becca anche il cartellino giallo, il secondo della gara. Tutti in casa Sandro Abate. Nel primo tempo era arrivato il cartellino per Gennaro Galletto, adesso arriva quello per Antonio Di Luccio. Scalpita in panchina Everton per la Sandro Abate. Si riprende a giocare Isgro, prova a sgattaiolare via, prova a fare tutto da solo, alla fine perde il pallone e con un fallo veemente Cutruneo mette fuori gioco Galletto. E arriva in questo momento il primo cartellino giallo in casa Roma. Ammonito Ivan Cutruneo. E dunque un fallo cumulativo per parte, costato sia a Roma che a Sandro Abate un cartellino giallo, uno per parte. La rimessa in gioco la Sandro Abate. Di Luccio, Galletto, perde il pallone la Sandro Abate, la riconquista la Roma. Avellino chiude per Fortino, che se lo divora davanti a Duccio. Si ripartirà da semplice rimessa dal fondo. L'occasione con Avellino che propone verso Fortino, che manca clamorosamente l'appuntamento col pallone. Occasionissima per la Roma, a un passo dal 1-3, che servirebbe per accorciare le distanze alla formazione di mister Fabrizio Reali. Nel frattempo però Everton per la Sandro Abate, altro tiro verso la porta, ancora fuori dallo specchio protetto da Sarmiento, che ricomincia. Fortino, Avellino, il piattone, Biscossi che si rivede in campo, ancora Avellino, la verticalizzazione per Fortino che prova a coordinarsi, il sinistro che trova l'opposizione e la deviazione di Alex. Avellino, palla al centro, stavolta Victor Mello a dire di no. La rimette in gioco la Roma, ancora Avellino. Si fa vedere Fortino che si coordina, ancora il sinistro
che firma Victor Mello. Biscossi. Quella per Fortino. Ancora dal 24, pardon. Sarmiento. Si va a vedere in avanti anche Cutrupi che riceve. Torna da Biscossi che prova a liberarsi del pallone. Alla fine praticamente consegnato fra le mani di Sarmiento. Fortino, Avellino la lascia lì solo per un attimo. Un po' di confusione fra il 18 e Biscossi. Erano andati entrambi sul pallone. Ne esce bene la Sandro Abate, che riparte ancora da un possesso dalle retrovie. Ducci, più lontano che può. Aveva provato a servire in verticale Alex. Su tutta un'altra linea di passaggio. Ritmi che si abbassano qui al Pala del Mauro tra Avellino e Roma. 15ª di Serie A quinto, ultima del girone d'andata. 3-0 Sandro Abate il risultato. Quando è iniziato da poco più di 3 minuti effettivi il secondo tempo, con le squadre in campo che per ambire alla Final 8 di Coppa Italia stanno dando un'occhiata anche alle altre gare che si stanno giocando in contemporanea. Nel frattempo è arrivato il cartellino giallo per Biscossi, che ha fermato un'occasione chiarissima su cui si sarebbe avventato Everton, e quindi ammonizione anche per il 24 della Roma. Così il bilancio fa 2 gialli per parte. Sarà calcio di punizione dunque. Eccolo inquadrato Biscossi, che adesso lascia spazio a Di Eugenio. Prende le dovute distanze il signor Sgueglia. Si attende il suo fischio. Le indicazioni di mister Basile. Sul punto di battuta c'è Victor Mello col sinistro. La lascia lì. Alex con la punta! Insacca a modo suo Alex. La doppietta personale. Uno più bello dell'altro. I gol del numero 11 che firma il 4-0 Sandro Abate. Lo schema perfetto, Victor Mello che la tocca, quel tanto che basta con l'esterno per appoggiare lì dove Alex deve andare di punta. Il destro che insacca alle spalle di Sarmiento il pallone del 4-0. Nel frattempo arriva il cambio anche in porta per la Roma. Di Eugenio. Allontana i pericoli e riparte dal fallo laterale. Ancora Di Eugenio. La lascia lì per Cutrupi solo per un attimo. Ancora Biscossi, la coordinazione, la palla che torna praticamente dove c'è Alex, che prova a sgasare 1 contro 1. Alex, il raddoppio, si riappoggia saggiamente all'indietro. Abate da Dimas, ancora Everton. Eccolo ancora il brasiliano. Ducci, la verticalizzazione con il tacco Biscossi, allontana i pericoli. Ricardinho. Riceve Di Eugenio. Prova a esplodere verso la porta, non impensierisce Ducci. Alex la mette giù, prova a sgasare. Alex per la tripletta personale. Il tocco del portiere, la palla che finisce in out. Sarà calcio d'angolo in favore della Sandro Abate.
Abate dentro da Alex, eccola la tripletta personale e il gol del 5-0 Sandro Abate, partita in una direzione assestata, specialmente grazie al numero 11 della Sandro Abate. Altra marcatura per Alejandro Yepes, Alex che insacca stavolta alle spalle di Balducci dopo che era uscito Sarmiento, che adesso ritorna a protezione dei pali. Ne approfitta la Sandro Abate che nel frattempo sigla il 5-0. Secondo tempo iniziato esattamente come aveva finito il primo, la formazione padrona di casa, che adesso si chiude ovviamente, mentre la Roma prova a rimontare e a fare qualcosa. Isgro se la mette sul mancino dopo il doppio passo, esterno della rete, la palla in out, quindi riparte immediatamente Ducci, l'aggancio la tiene incollata al piede Alex, lo rimanda lontano Riccardinho, gli applausi di tutto il Pala del Mauro per Alex. Adesso Dimas prova a sgasare, prova a passare fra due avversari, alla fine concede il fallo laterale alla Roma. Che prova a ricominciare. Isgro. Ducci. La rimette in gioco per Darici. La palla è lunga e quindi può ripartire la Roma. Di Eugenio. Riccardinho si riappoggia all'indietro, Avellino appena rientrato, ancora Isgro, Cutrupi prova a sgasare, ci prova da solo praticamente Cutrupi, ancora una volta Ducci a dire di no. Doppio cambio anche in casa Sandro Abate, dentro nuovamente Victor Mello, Galletto con Everton e Darici. Isgro. Gioco di suola, poi lo scarico, Avellino cambia lato, Fortino riceve, se la mette sul mancino, Biscossi che nel frattempo fa il power play, la porta è sguarnita, Victor Mello ci prova da casa sua, non inquadra la porta, rientra fra i pali con calma Sarmiento. 12:51 effettivi al termine di questo secondo tempo. Frattempo Sandro Abate con il buon break a centrocampo. Everton, Alex, esce bene Sarmiento stavolta. Alex sul punto di battuta del calcio d'angolo, Galletto con la coordinazione, palla troppo alta per impensierire Sarmiento in questo caso. Nel frattempo la Fortitudo Pomezia torna in una situazione di svantaggio contro l'L84, Active Network che sta ancora perdendo in casa del Napoli Futsal. Nel frattempo reclama un fallo alla panchina della Sandro Abate, si ripartirà da un semplice fallo laterale in favore della Roma. Nel frattempo il Caburso sta ancora pareggiando 2-2 con il Mantova, il risultato fin qui. Avellino, Fortino, ancora il 18, Isgro, Biscossi rischia di perderla, poi si riappoggia, ancora il numero 7, Isgro, la porta è sguarnita. Avellino,
prova a penetrare per vie centrali. Sgro, l'appoggio centrale, ancora Avellino da fuori a raccogliere. Fortino prova a circumnavigare l'area di rigore la Roma ripetutamente. Biscossi, Avellino, Fortino, cambio lato, palla per Cutrupi, ancora il numero 20. Cutrupi, Avellino, Isgro, ancora la girata da Biscossi, l'ultimo tocco è di Ducci. Si ripartirà dal calcio d'angolo, il corner in favore della Roma che ha già rimesso in gioco la palla. Isgro, Avellino, tutta la voglia di rimettere in sesto la partita nonostante il risultato disdicevole per la Roma. Isgro, Avellino, ancora Fortino. Isgro con il no look. Avellino scambia ripetutamente con Fortino, pochi spazi per Cutrupi e Biscossi, servito adesso il numero 10. Altro appoggio, eccolo Biscossi, ha toccato anche lui il pallone, quindi tutti in casa Roma. Avellino con un po' di spazio, Isgro rischia di trascinarsi via il pallone, alla fine subisce fallo da Everton, che nel frattempo si lamenta. Voleva infatti che fosse fischiato il fallo laterale, era convinto che Isgro si fosse trascinato in out il pallone, alla fine ha commesso fallo il numero 22 della Sandro Abate. Può ricominciare dunque la Roma. Avellino ancora, Biscossi con un po' di spazio, prova verso la porta, esplodere il tiro, la fa sua Ducci, entra in porta Sarmiento. Everton per ripartire, Alex con esperienza a venerare la calma fra i suoi. Nel frattempo Victor Mello con un accenno di giocata, fallo laterale in favore della Roma. Isgro l'ha rimessa in gioco, Avellino riceve. Nel frattempo ha preso un colpo Isgro che si accascia per terra subito al di fuori dell'area di rigore, ed Alex chiama il supporto dello staff medico. Si è accasciato all'improvviso, ha preso forse un colpo all'altezza del costato, si tocca in petto Isgro. Si rialza fra gli applausi del Pala del Mauro, che ha vissuto forse un attimo di panico con Isgro a terra dolorante. Gesto di sportività del pubblico della Sandro Abate. Victor Mello restituisce il pallone, Fortino, Avellino da Biscossi, ancora Avellino, Fortino, rischia qualcosa la Roma, alla fine si libera del pallone e serve Ceccarelli. Molto forte il tentativo di Biscossi al centro, scaraventa via i pericoli Galletto. 9,56 effettivi al termine della gara, 5-0 il risultato in favore della Sandro Abate. Biscossi, ancora Roma, Avellino con un po' di spazio, si rifugia all'indietro da Fortino. Ultimo tocco secondo il direttore di gara è di Cutruneo. Si ripartirà dunque dalla rimessa dal fondo e quindi dentro Botta, dentro Abate. Ci sono anche poi Galletto ed Alex in campo per la Sandro Abate. Ducci ancora una volta non trova nessuno dei suoi. Ci ripensa mister Basile, in campo ancora Victor Mello ed Everton. Ceccarelli evidentemente non vuole far saltare le marcature in fase di non possesso. Si prospetta che sarà una bella percentuale dei 9 minuti rimanenti la fase di non possesso per la Sandro Abate. Cutruneo verso la porta,
la punta che Everton ferma. Ancora Roma. Marcelo con la punta, non impensierisce Ducci, la chiama Alex alla ricerca del poker personale. L'ultimo tocco di Cutruneo, sarà dunque rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Ed eccoli rientrati Dimas e Abate. Fuori Everton e Victor Mello. Alex sul punto di battuta. Fa passare forse un istante di troppo il cambio rimessa fischiato dal direttore di gara, il signor Manzione. Ceccarelli. Ricardinho scava. Cutruneo accoglie l'idea, però manca il controllo felice del pallone. Ricardinho. Si fa vedere Marcelo. Occasione per la Sandro Abate. Dimas prova a scavare. Il pallonetto che non va a buon fine. Alex. Ancora palla proposta al centro. Ceccarelli. Pulisce il pallone da una situazione potenzialmente disdicevole. Riparte la Roma con Ricardinho. Ancora da Cutruneo. Pochi spazi, prova ad attaccarli la Roma. Fa buona guardia però da quella parte Dimas prima e Abate poi, che fa un lavorone nel completare il disimpegno. Alex. Dimas. Il tunnel di Abate. Dimas la lascia lì, calcio spettacolo. Abate! Palla fuori. Stava per farlo. Bello e impossibile il numero 10. Applausi al Pala del Mauro. Una qualità importante. Lo rivediamo. Il tocco di Dimas e Abate che prova lo scavetto. Nel frattempo palla rimessa in gioco ancora Sandro Abate. Botta a firmare il 6-0 per i padroni di casa. Stavolta a segnare il centrale classe 84 Vincenzo Botta. Solo Sandro Abate quest'oggi. La rivediamo, Abate che con astuzia si appropria del pallone su un'indecisione di Marcelo appena entrato per la Roma. Sulla ribattuta c'è Botta a siglare a rete. Un compito che da qui sembra facile. Nel frattempo è rimasto a terra Sarmiento, che ha preso un colpo. Si rialza estremo difensore della Roma. Si riparte con il possesso Roma, che adesso proverà a riconfermarsi nel lavoro svolto fin qui in questo secondo tempo. Le lunghezze però da rimontare diventano addirittura 6 per i giallorossi. 7 minuti e 20 effettivi al termine dei giochi. Palla dentro per Ceccarelli, che per poco non accorciava le distanze. Pallone che finisce in out. Ci ha provato da un paio di metri. Ceccarelli non ha trovato la coordinazione adeguata e neppure l'impatto col pallone. Cutrupi pulisce. Ceccarelli per ripartire. Gran lavoro del numero 10. L'appoggio per Isgro che verticalizza. Ancora Cutrupi. Ricardinho con un po' di spazio. Cutrupi in posta. Scava per Ceccarelli. Alla fine la perde la Roma. Dimas prova a pulire. Ci riesce con una ruletta in più tempi. Darici servito. Abate. Darici sul lungo. Provato a verticalizzare Dimas con il cambio di fronte verso Darici in avanti.
è arrivato l'aggancio, palla fuori misura, quella proposta dal 77, ex della gara, dal nome infinito che riassumiamo con Dimas. Marcelo Cutrupi prova a servire di ritorno il 31, senza però riuscire nell'intento. 2 falli cumulativi per parte fin qui per Sandro Abate e Roma. E nel frattempo Active Network che accorcia sul Napoli, 2-1 il risultato al centro sportivo Cercola, e Mantova che invece si porta in questo momento in vantaggio sulla Global Work Capruso. Isgro concede la touche alla Sandro Abate. E dunque sia Capurso che Active Network in questo momento stanno rispettando i risultati che avrebbe voluto alla vigilia di questi match la Sandro Abate. In questo momento la Sandro Abate andrebbe ottava in classifica e quindi riuscirebbe a staccare un pass per le Final 8 di Coppa Italia. Nel frattempo arriva il contatto falloso ai danni di Dimas. Nel frattempo si accascia perché ha preso un colpo, scivolato, è finito sulla struttura metallica del palazzetto. Lo rivediamo, un colpo pericoloso. Si rialza però Dimas sui suoi piedi, applaude il pala del Mauro e adesso lascia spazio ad Everton. Il cambio di mister Basile, la rimette in gioco Darici. Botta, Everton, ancora Botta, Ducci, Roma che prova a farsi sentire con Biscossi, palla che finisce in out. Ancora Ducci, servito Everton, Botta, ultimo uomo, scambio a 3 con Darici ed Everton. Ancora Botta, tira lontano Riccardinho, poi si appoggia da Abate, la triangolazione che va a buon fine. Darici, Everton, non la perde più la Sandro Abate. Botta per ripartire, un 3 contro 2, Everton inseguito da Riccardinho, Everton sbilanciato fallosamente secondo il secondo arbitro. Si è preso la responsabilità del fischio del calcio di punizione proprio al limite dell'area di rigore. Posizione il pallone Massimo Abate, fargli compagnia sulla mattonella c'è anche Gabriel Darici, centrale classe 95, che adesso però si allontana un po'. Nel frattempo in porta si rivede Balducci al posto di Sarmiento, che adesso posiziona la barriera. Abate con la coordinazione, Balducci la fa sua e la rimette immediatamente in gioco per Biscossi, servito, la stoppa col destro, Biscossi col sinistro, palla in out. Sarà calcio d'angolo, è arrivata la deviazione sul tiro di Matteo Biscossi, che adesso riceve la finta, Biscossi con l'occasione, Ducci a dire di no. Cutrupi all'indietro, Di Eugenio, Riccardinho prova il gioco a 2, perde palla alla Roma e quindi Sandro Abate che può ripartire con Botta che cerca proprio Massimo Abate. Cutrupi, Biscossi, palla da Riccardinho, Di Eugenio,
Cutrupi, 4 minuti effettivi al termine. Biscossi. Accorcia Everton, la palla ce l'ha ancora la Roma. Cutrupi la lascia lì per Di Eugenio, non si intendono i due. E la palla che finisce in out con l'ultimo tocco del 23 giallorosso. C'era rimessa dal fondo, già battuta. Everton. Victor Mello. Dimas, l'appoggio, Everton cambia lato, trova Darici sulla traiettoria. Ancora Everton, la lascia lì per Victor Mello. Prova a giocare un po' anche col cronometro la Sandro Abate. Altro scarico, poi la verticalizzazione. Darici con il pallonetto che non arriva in porta. Controlla da quelle parti che la palla esca dal campo Ceccarelli. Battuto in questa occasione Balducci. Pallonetto che però non ha trovato lo specchio. Marcelo. Cutrupi la lascia lì, Ceccarelli. La tocca per Riccardinho che punta l'uomo. Lo guarda negli occhi Victor Mello, senza però mai perdere il contatto visivo col pallone. Cutrupi, ancora Roma. Prova il gioco di gambe, Cutrupi se la mette sul mancino. Alla fine lo ferma Gabriel Darici. Sarà calcio d'angolo. Riccardinho. Cutrupi con la finta. Ha capito tutto in anticipo Darici, che ha provato addirittura a impensierire direttamente Balducci. E quindi fase di non possesso e cambio. Dentro Abate e Botta. Fuori Everton e Darici. Riccardinho, ancora Roma. 2 minuti e 17 secondi effettivi al termine. Ceccarelli tiene lontano Victor Mello, poi la cede ad Isgro. Riccardinho la rimette al centro, non trova l'appuntamento felice col pallone il numero 14 giallorosso. E quindi può ripartire ancora una volta la Sandro Abate in una posizione di assoluto dominio. 6-0 il risultato in favore dei padroni di casa, con la tripletta personale di Alex, i gol di Dimas, Everton e Botta. Nel frattempo ci prova la Roma con Ceccarelli, che regala la rimessa dal fondo a Ducci. La rimessa in gioco. Dimas prova a insistere su Di Eugenio. Il gioco a due con Marcelo. Poi lo scarico. Riccardinho riceve lo stop di suola, poi punta l'uomo il 14. Riccardinho, la deviazione, sarà calcio d'angolo. Ancora Di Eugenio, la coordinazione, Abate sulla traiettoria. Marcelo prova lui a prendersi la responsabilità e la porta via Botta, e quindi un 3 contro 2. Botta con la chiusura verso Abate, la palla rimane lì, se lo divora Dimas. Il pallone del 7-0 sui piedi del 77. Ironia della sorte, l'errore con il tiro di punta di Dimas. E quindi si resta sul 6-0 per la Sandro Abate qui al Pala del Mauro. Nel frattempo occasione, a proposito del settimo gol, ci prova ancora il 77 Dimas, che però non riesce stavolta a battere Balducci stabilmente in porta dopo una prestazione forse giudicata insufficiente di Sarmiento da parte di mister Reali, pardon. Riccardinho, l'appoggio all'indietro, Ceccarelli. Di Eugenio, ancora da Riccardinho, che punta l'uomo, poi prova il tiro, c'è stata la deviazione, sarà dunque rimessa in gioco in favore dei giallorossi. 40 secondi al termine.
Bisognerà poi attendere per la Sandro Abate, dopo il triplice fischio dell'arbitro e dopo quindi aver messo in cassaforte i 3 punti, il termine della partita tra Napoli ed Active Network. Risultato di 2-1 in favore dei partenopei fin qui. Tra Fortitudo Pomezia e dell'84 invece il risultato dice ancora 1-3 in favore della formazione torinese. E invece tra Mantova e Global Work Capurso il risultato è di 3-3 per ora, e quindi tutto sul livello del mare. Ancora tanti gli scenari possibili. E le squadre si fermano e quindi si attende con calma il triplice fischio del signor Manzione, la sirena, il gong, il termine della gara fra Sandro Abate e Roma. Il saluto dei protagonisti in campo finisce 6-0 per la Sandro Abate. In gol la tripletta personale di Alex e poi Dimas, Everton e Botta. Arriva anche il fischio dell'arbitro, il saluto dei protagonisti in campo. Squadre che saranno impegnate per il girone di ritorno fra un mese circa. Adesso spazio agli europei di futsal e poi si torna con la Serie A quinto. Ai gentili telespettatori a questo punto non resta che augurare una buona serata.